Chi si aspettava reazioni, soprattutto dal pubblico, è rimasto deluso. A Mogliano un consiglio comunale tranquillissimo ha preso ufficialmente l'addio del sindaco e della sua maggioranza alla Lega. Voglio rassicurare il Consiglio e i cittadini che la nostra decisione non preclude in nessun modo il proseguo dell'attività amministrativa. Nessuna reazione né dai consiglieri né dal poco pubblico presente, peraltro molto più interessato agli altri punti all'ordine del giorno. Questo passaggio sta passando quasi indolore. Abbiamo comunicato la nostra decisione al Consiglio Comunale come di dovere nel punto che riguardava le comunicazioni e la discussione è rinviata al prossimo Consiglio Comunale che è stato indetto dalla minoranza, dove c'è una mozione di sfiducia nei miei confronti, sfiducia che non c'è perché la maggioranza rimane compatta nell'appoggiarmi ed è stato ribadito anche dai 5 consiglieri che hanno appena cambiato gruppo. Consiglio che si dovrebbe tenere il 26 luglio, mentre la seduta è proseguita con altri due temi scottanti, primo dei quali il progetto di un impianto fotovoltaico a nord della città. Quello è un punto importante dove fortunatamente siamo compatti come amministrazione, come consiglio, anche l'opposizione appoggia la nostra azione contro questo impianto che è un impianto assolutamente in un posto sbagliato. Poi altro punto importantissimo che voteremo questa sera è l'approvazione del piano degli interventi. Raccontato in questa carta dove sono previsti gli interventi urbanistici per i prossimi anni. Diventa finalmente esecutivo questo nuovo piano che riduce di molto la volumetria in città, quasi 100.000 metri cubi rispetto alle previsioni precedenti e che va a sistemare tutta una serie di cose sbagliate che conteneva il vecchio PRG che ormai ha fatto storia. Meno cemento nuovo e più rigenerazione urbana, partendo da un vero e proprio buco nero. Con questo piano degli interventi approviamo la demolizione e la rigenerazione dell'ex Essicatoio, una zona industriale presente all'interno della città che cambierà funzione e finalmente verrà recuperato quel bubbone all'interno di un quartiere residenziale della città.